Perché ci sono tante aziende che chiudono. Quanto sono l'aumento di aziende, onorevole, che chiudono? Beh, Lei che ha i dati? I dati recentemente abbiamo un blocco proprio del settore metalmeccanico con un blocco degli ordini e quindi questo si è riflesso in una diminuzione percentuale molto alta, insomma, delle chiusure delle aziende. Alcuni settori che erano settori anche trainanti, parliamo del nostro nord-est come il settore manufatturiero del legno, il tessile, eccetera, sono settori in crisi dove gli ordinativi sono fermi, quindi la situazione direi che è estremamente critica. I mobilità, con almeno 25 anni di contributi potranno andare in a questo si aggiunge un problema di mancanza anche di liquidità. Non è così, dice Bonamai. Il prepensionamento come formula non c'è più da anni. Ci sono alcune situazioni di accordi. No, ma metti il microfono. Fammi finire, perché sennò non. I dirigenti Fiat, se non sbaglio, l'anno scorso hanno preso uno scivolo, se non sbaglio 200-250 di loro come prepensionati, 7 anni prima che andassero in pensione. Ma sto dicendo. Non è vero che il prepensionamento dobbiamo spiegare bene ai telespettatori dopo la pubblicità. Allora, sto dicendo, ci metto 30 secondi. Allora, il prepensionamento in quanto tale non c'è più come strumento. Lo strumento che c'è è la possibilità di avere la cassa integrazione speciale, che può arrivare a coprire dai 2 ai 3 anni a seconda delle condizioni, e aggiunta alla cassa integrazione speciale poi ci sono i 3 anni di mobilità. In alcuni casi, in alcuni settori, hanno portato la mobilità a 5 anni, in alcune aziende in crisi. Però ricordo che quando si è in mobilità, dopo il secondo anno, si è a 600 euro al mese. Bene, ma chi ha 35 anni di contributo può andare in pensione prima dei 40 anni? No, così mi dicono, lo vediamo dopo la pubblicità.